E oggi una bella focaccia in padella con la Nutella. Quando volete qualcosa di dolce e non volete accendere il forno, vi preparate questa. È ancora calda. E l'ho appena cotta. No, ma è buonissima. La prepariamo insieme. Andiamo. Ma è morbidissima. Ci ho messo un po' di Nutella in più. Per questa focaccia ci occorre farina, zucchero, una bustina di lievito per dolci e una di vaniglia. Io metto il lievito per dolce vanigliato e va bene così. Se voi non l'avete, mettete una bustina di lievito per dolci e una bustina di vaniglia. Mescoliamo, aggiungo il latte e l'olio. E ad un certo punto poi iniziate ad impastare con le mani. Eccolo qua, il nostro panetto, bello morbido morbido, lo lavorate un po' così. Chi non vuole impastare a mano può impastare anche con la planetaria, come preferite. Questo qua diamo a metà. Questo qua ce lo stendiamo. Ce lo facciamo rotondo, quadrato, ovale, come preferite. Io prendo il mattarello e lo stendo. Ecco qua, una volta che ce la siamo stesi, ci mettiamo la Nutella. Se non vi piace la Nutella, anche la marmellata, un'altra crema spalmabile, come preferite. Io ci ho messo 5 cucchiai abbondanti. Se ci ho mettito, ci ho trovato, se non ci ho mettito, quando ho tagliato, non ci ho trovato. Ecco qua. Va bene così. Mi sono fatta anche l'altro disco. Mettiamo una padella antiaderente. Io ho messo la padella, l'ho accesa e mi sono dimenticata il filo d'olio. Ma ci vado a mettere anche il filo d'olio. Niente, è più forte di me. Qualcosa lo devo dimenticare sempre. Ecco qua, la cuociamo 5-6 minuti per lato, fuoco basso. Io adesso la copro e poi la giro. Ecco qua, dopo 6 minuti l'ho girata, ricopro e faccio cuocere altri 6 minuti. Eccola pronta, ci mettiamo un po' di zucchero a velo. Ecco qua. Semplice, veloce, ma buonissimo. Provate.